possiamo mandare in onda dal nostro computer Sergio Maset, direttore di Confartigianato Imprese Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri videoascoltatori. Buongiorno. Allora, noi le rubiamo pochi minuti perché sappiamo che comunque sono giornate un po' complicate per tutti. Volevamo capire, noi la raccontiamo, la spieghiamo, diamo informazioni, facciamo vedere, però per le categorie economiche, per le categorie produttive, questa apertura è molto importante. Qual è il valore di questa novità? Ma il valore lo possiamo leggere in almeno tre dimensioni. Prima di tutto abbiamo di fatto un nuovo corridoio, una nuova articolazione del corridoio est-ovest che finirà per collegare direttamente dall'area veronese e quindi poi da qui a tutta l'area lombarda con di fatto il valico del Tarvisio, perché questo è l'asse che si viene a creare. Secondo punto, ovviamente è il fatto dirompente che i collegamenti in quest'area, mi riferisco a tutta la fascia pedemontana veneta, che sappiamo essere un'area densa di attività produttive, in particolare i più elevati livelli di incidenza del manifatturiero che abbiamo in tutta la nostra regione, quindi possiamo dire tranquillamente a livello nazionale. Ebbene, questa arteria qui per la prima volta rende certi e pressoché dimezzati gli spostamenti interni, quindi da Bassano a Treviso 20-25 minuti, da Vicenza a Montebelluna altrettanto. È chiaro che rispetto agli spostamenti e ai tempi attuali è una rivoluzione che andrà a ridefinire il mercato del lavoro, ma anche di fatto la geometria dei distretti produttivi. E soprattutto quello che viene a cambiare con spostamenti così contenuti in ordine di tempo, cambiano anche le relazioni tra il sistema policentrico veneto e quindi la possibilità di tenere in rete tutta quest'area e quindi con le sue imprese con quelli che sono i centri di riferimento. Mi riferisco alle università, mi riferisco ai Digital Innovation Hub, ai centri di trasferimento tecnologico che caratterizzano e sono già presenti nelle diverse nodi della regione. Allora, io intanto le chiedo una cortesia, intanto ringraziandola per questo collegamento. Dovesse arrivare il governatore Luca Zaia, noi dobbiamo dare la linea immediatamente là, quindi ci perdonerà se scattiamo. Allora, dicevamo anche dal libro bianco della Pedemontana che avete fatto come Confartigianato, a parte sì, abbiamo anche tutte le slide poi da far vedere, importantissime informazioni perché insomma parliamo di un'area che genera un PIL di miliardi di euro, ma non parliamo solo di merci, parliamo anche di persone, della grande necessità di muovere le persone. Guardi, le faccio una battuta in pillole in modo tale che così se c'è da passare la linea le lascio qualche messaggio. Allora, guardi, parliamo di persone comunque, per cui l'effetto della Pedemontana sarà quello di rendere più sicuri, meno congestionati il traffico all'interno dei centri abitati che attraversa nell'area della Pedemontana. Quindi da questo punto di vista qui un primo impatto positivo sarà quello di rendere più sicura e più sostenibile la mobilità all'interno dell'area. Ricordiamo che in un futuro noi non dobbiamo concentrarci o pensare che ci saranno meno spostamenti per effetto della digitalizzazione eccetera. Gli spostamenti continueranno a esserci, l'attenzione nostra deve essere su come si realizzeranno, quale sarà la mobilità del futuro in modo che sia più sostenibile e questo è l'elemento. Pensiamo alla mobilità elettrica ad esempio. L'altra questione è che con questo corridoio, con questa opera qui si completa di fatto il collegamento est-ovest, quindi collegamenti orizzontali, ma emergono e restano sul tavolo da completare gli assi verticali, quindi collegamenti da Padova verso la Valsugana, da Padova verso la Castellana e poi anche l'asse della Feltrina che diventano nodi assi centrali e che sono sempre stati indicati come prioritari nella programmazione regionale già dagli anni 60. Un'ultima osservazione potrebbe essere questa, attenzione, dobbiamo governare quello che è lo sviluppo che ci sarà intorno ai vari nodi in corrispondenza dei diversi caselli, perché si tratta di un'area, quella pedemontana, che ha anche degli elementi di valenza paesaggistica importanti,
importanti e quindi riuscire a massimizzare, a sfruttare al massimo questa arteria senza essere sfruttati, che significa governiamo il territorio in modo tale che ci sia anche possibilità di valorizzarlo dal punto di vista turistico. Ecco, questo è l'elemento. Un'ultima osservazione, diceva prima delle persone, vanno pensati opportunamente anche forme di incentivo, di scontistica per i residenti, ma imprese, professionisti e cittadini residenti che si muovono lungo l'asse, in modo tale da massimizzarne l'utilizzo anche per gli spostamenti brevi. Allora, noi ringraziamo Sergio Maset, direttore di Confartigianato Imprese Veneto, per questa infarinatura, per questa importante presa di posizione, punto di vista da parte delle categorie economiche e produttive. Naturalmente questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di ripartenza, quindi avremo di sicuro occasione di approfondire questi temi con Confartigianato, con le associazioni di categoria, però possiamo dire insomma che, e chiudiamo con una battuta volante, possiamo dire che questa è una buona giornata per il Veneto. Assolutamente sì, guardi, questo libro bianco che è scaricabile online gratuitamente nella versione di ebook digitale porta e propone di guardare alla Pedemontana come un servizio per l'innovazione, per collegare persone, interessi, formazione e lavoro in un quadro quindi assolutamente inedito e votato alla sostenibilità e allo sviluppo. Grazie ancora, siamo a vostra disposizione per approfondimenti, ne parleremo nei prossimi giorni, ci sentiremo molto perché insomma sono temi importanti. Grazie, buon lavoro. A voi, buona giornata.